Si è tenuto presso l'Istituto ITIS Vito Volterra il Volterra Students Workshop, una giornata dedicata alla conoscenza del settore dell'evoluzione, un'occasione di presentazione e relazione dei lavori svolti dagli studenti dell'istituto durante il corso dell'anno scolastico e una possibile giornata di orientamento per quelli che saranno i futuri studenti che vorranno far parte dell'istituto stesso. Il Volterra Students Workshop è un appuntamento tradizionale del Volterra che si svolge a fine di ogni anno scolastico. Questa è l'8ª edizione. In questa occasione gli studenti e i docenti mostrano il meglio dei lavori prodotti durante l'anno nei vari settori del nostro istituto, vale a dire il settore dell'elettronica, elettrotecnica, dell'informatica e della grafica. Non solo i ragazzi portano, ciò che hanno prodotto, ma anche spiegano alle persone che vengono a visitare questa mostra di che cosa si tratta. Un evento importante che testimonia per l'8ª edizione l'impegno della scuola verso questo progetto. Per quanto riguarda l'importanza, diciamo che è nato proprio per valorizzare i nostri studenti, quindi i lavori degli studenti. Diciamo che inizialmente pensavamo di mettere in mostra solo i lavori delle classi quinte, perché sono quelli che preparano dei lavori per l'esame di Stato. Poi ci siamo accorti che tutte le classi, di tutti i livelli, a partire dalle prime, ogni anno preparavano dei lavori interessanti che meritavano di essere mostrati, quindi negli anni è cresciuto molto, fino ad arrivare a quello che è oggi, dove ci sono anche collaborazioni di ditte esterne. Un'intera giornata all'insegna dell'interazione, organizzata in diverse fasi. Durante l'anno i lavori vengono prodotti o durante l'orario curricolare, quindi nei laboratori, oppure il pomeriggio quando si fanno le attività integrative, oppure sono lavori che escono da concorsi e da progetti fatti ad hoc. Naturalmente si prendono sulle adesioni, cioè si cerca di capire quali sono i lavori, ci si prenota, poi si fa un allestimento, una disposizione secondo le varie specializzazioni. I ragazzi che sono relatori vengono giù, allestiscono e anche dimostrano tutto quanto in giornata. Numerosa la partecipazione degli studenti, orgogliosi della presentazione ed esposizione dei loro lavori, svolti con dedizione anche in orario extrascolastico e seguiti dai diversi docenti che attraverso la loro passione sono riusciti a trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. L'occasione dove i ragazzi espongono i lavori sia curricolari sia anche molti extracurricolari. Chiaramente è una piccola panoramica delle varie attività che vengono svolte all'ITIS Volterra. È particolarmente interessante, noi abbiamo quest'anno molto puntato sulla robotica, non solo vista fine a se stessa ma anche come mezzo per poter affrontare varie materie. Difatti anche nell'incontro della mattinata che si è svolto con vari relatori si cercava di dare molto spazio all'aspetto educativo proprio per poter introdurre e esemplificare vari aspetti di materie diverse proprio attraverso la robotica. Ecco, qual è il vostro progetto? Di che cosa si tratta? Si tratta di un robottino che abbiamo iscritto alla gara nazionale e regionale del Veneto di Rescue Bee, che è una specialità nel campo della robotica. In pratica consiste nel ricercare dentro un labirinto delle vittime e segnalarle tramite l'accensione di un LED a intermittenza, e per trovare le vittime facciamo l'uso di questo servo che gira con un sensore a ultrasuoni che localizza la temperatura della vittima. Se la temperatura è superiore a un certo numero la segnala, e per ogni vittima segnalata c'è un totale di punti che viene assegnato. Un evento realizzato anche con finalità di orientamento che permette ai futuri alunni di vedere con i propri occhi i progetti che loro stessi dovranno realizzare. Questo dà soddisfazione agli studenti, il fatto che delle persone esterne anche in particolare possano apprezzare i loro lavori. Molti hanno veramente dedicato interi pomeriggi, anche se qualche volta a scapito delle materie, per poter fare questi lavori. Un evento importante per quel che riguarda la valorizzazione didattica e pratica di ogni studente e che ha permesso l'approfondimento di temi riguardanti la robotica educativa, gli strumenti didattici e l'impegno di fonti di energia alternativa.